Giorno 2, buongiorno, pronti via. Prima destinazione andiamo a cercare un bar per fare colazione e comprare qualcosa da mangiare. Lei ha presente le Aganis, il mito friulano delle fate dell'acqua? Come nuovo! E adesso si riparte alla volta di... Come nuovo! Adesso abbiamo una bella pedalata da fare perché dobbiamo raggiungere il prossimo paesino che si chiama Ucea ed è dopo il passo di Tanamea, quindi oltre le montagne. Allora, Pradielis è dove abbiamo bevuto il caffè, poi siamo saliti fino ai Musi e qua ci sono le sorgenti del Torre. Adesso proseguiremo su questa strada gialla, superiamo il piano dei Ciclamini, superiamo il passo di Tanamea, arriviamo fino a Ucea e poi prendiamo questa stradina bianca e saliamo fino a raggiungere Sella Carnizza. Se riusciamo a fare questo dentro oggi, tanta roba! E magari riusciamo a vedere anche qualche gatto selvatico. In molti mi state chiedendo come faccio a caricare cellulari e attrezzatura. Pannelli solari. Altro che Sella Carnizza, qua è bene se arrivo a Ucea. Avete delle Aganis qua? Perché? Le Aganis. E che robe fanno? Skills, Aganis. Ah, le bisce? Le fate? Ma no, ma queste robe di fantasia. Mai viste lei? Ma non esistono. Come dicevano noi bambini, dicevano noi bambini per spaventarci. Ah sì? Ma non esistono. Vado su a Fusine e poi da Fusine... Ma se ma io pensavo alla Carnizza allora. Sì, esatto. Se la Carnizza, è un bel Poi giro. da là voglio andare fino a Sappada. Ma fai un bel giro, bellissimo, eh. Bello bello. Un paio di giorni però ci metterai, eh. Anche di più. Insomma, dico io perché non ho mai fatto con la bicicletta. Comunque è un giro bellissimo, eh. E lì troverà, ecco, lì può trovare l'anice. Poi masticare una fogliolina. Si può mangiare la fogliolina? Tutto si può mangiare, la metto dappertutto io. Ecco, recuperata acqua fresca di sorgente e un bel consiglio sull'anice selvatico. Peccato che poi mi abbia detto che è molto simile a un'altra pianta super velenosa, quindi non credo che sperimenterò quest'erba durante il viaggio. Ecco qua, siamo a Piano dei Ciclamini, c'è anche una palestra di roccia e vedo la prima discesa! Che pacchia, 10 km di discesa, mi si sono anche tappate le orecchie. Comunque siamo arrivati a Ucea e siamo a 1 chilometro dalla Slovenia. Questa è l'unica strada. E adesso? Saranno stati gli alieni? No, gli alieni non esistono. Più probabilmente è stata una strie o un orcul. Beh, meglio così. Abbiamo superato l'ostacolo e siamo molto più vicini a Sella Carnizza. E non sento neanche fame, deve avermi anche sfamato l'orcul. Non nego, ma non confermo. Comunque finalmente ti parla anche di me. Sono le 5 di pomeriggio e sono a metà strada da Sella Carnizza. Tra l'altro ha piovigginato un po' e quindi forse mi converrebbe iniziare a cercare un posto per accamparmi. Tra l'altro negli ultimi anni si riferivano a me solo come Orcolat. Non è colpa mia se nel 76 ho scatenato il terremoto, mi sono soltanto svegliato.
Questa secondo me era la cosiddetta pisade dall'orcul, la pisciata dell'orco. Di solito la fa quando si attraversano i ponti, si mette con un piede sulla chiesa di un paese e con l'altro piede sul tetto di una casa del paese dall'altra parte. In questo caso avrà usato le montagne. Io sicuramente non guardo in alto quando piove, meglio così. Questa non va mai fuori moda. Ma... e quello? Ho trovato un paesino che non è segnato su Google Maps, che figata! Ciao! Bella! A proposito di Pisadis, ma ci credete che qualcuno per giustificarmi ha detto che questa è soltanto l'interpretazione friulana di un mito greco, quello della pioggia dorata di Zeus. E invece è soltanto un episode. Ecco, qua è dove metteremo la tenda. Però sono le 7. Che dite, andiamo a vedere il fontanone sotto il tramonto? Non dovrebbe essere distante, 0,15 km, saranno 5 minuti a piedi. Dai, andiamo. Mi sa che erano 15 minuti, non 0,15 km. Più che un fontanone mi sembrano tante fontanelle, a meno che non sia per via del fatto che non piove da un po' di tempo e magari quello lassù in cima diventa gigante, non lo so. In ogni caso dubito che troveremo qui le Aganis, perché il posto è bello sicuramente, ma è troppo turistico. Tante persone ormai conoscono il fontanone di Barman. E anche per oggi basta, adesso tenda, pappa e nanna. Giorno 3.